Siamo in diretta. On time. Prima dei quali vedremo più sì, adesso no, sì, l'ho preparato Attenzione, prego, ricordiamo a tutti i tecnici pugili che i guanti sono posti alla destra del commissario. Ogni pugile per l'incontro, il servizio tecnico va a prendere i pugili che saranno sanificati prima dell'incontro. Grazie per l'attenzione e la collaborazione. Ricordiamo che tutti questi incontri sono in diretta su Box on the Road su YouTube. Vi ricordiamo domani le semifinali e domenica le finali. Ringraziamo la Sperry Fight Club per l'organizzazione di questo evento. Siamo pronti per iniziare la riunione. Invitiamo il pugile Roger Toffanini della Pugil Team
all'angolo rosso e all'angolo blu F. Osanoi da Puglia della Tua vicina avvicinarsi al quadrato. Il primo pezzo è diretto dal signor Gianluca Ciccocosso. Un applauso per i pugili all'angolo blu F. Osanoi. Ricordiamo pugili elite, categoria 69 kg. Raccomandazione di rito da parte dell'arbitro. A inizio la prima ripresa.
A fine la prima ripresa, attenzione, prego, ricordiamo che tutti i presenti devono indossare la mascherina, tutti devono avere chiuso, come sui mercati, i bar, e tutti devono avere chiuso, la mascherina va indossata sempre e correttamente. Grazie per l'attenzione e la collaborazione. Ricordiamo all'angolo rosso Roger Topolino Pucetin, all'angolo blu F. Osanowi, pugilistica Rodicina. Pugile Elite, prima serie. Fuori secondi. Ha inizio la seconda ripresa. A fine la seconda ripresa, un applauso per entrambi i pugili. Ricordiamo quarti finale, campionato elite categoria 69 kg. Attenzione, prego, ricordiamo l'obbligo della mascherina per tutti i presenti all'interno del palazzetto. Fuori secondi.
Salvatore Malatino e Alessio Cattaneo di prepararsi vicini al ring. A fine la terza ultima ripresa, un applauso per entrambi i pugili, complimenti a entrambi. Adesso vedremo chi vincerà questi quarti e approderà alla semifinale di domani. Vince i punti angolo blu e Moseroni, un applauso a entrambi gli atleti. Viene premiato Rollo Toffanin dall'arbitro signor Gianluca Cecafosso. Si prepara per il prossimo match. All'angolo rosso Salvatore Malatino della box Madalotti e all'angolo blu Oreste Cattaneo della bici della box di Mestre. Cami Center della box Mestre, categoria 69 kg. Altro quarto di finale che domani comincerà a accelerare sui finali.
Il prossimo match è diretto dal signor Marco Chiarelli. Un applauso per i pugili Salvatore Martino e Onesto Cattaneo. Saluti di rito, pronti per l'inizio del match. A inizio la prima ripresa. A finire la prima ripresa, un applauso per Salvatore Martino e Onesto Cattaneo. Complimenti ai bravi pugili. Vi ricordiamo domani inizio alle ore 16 le semifinali e tanti match fuori programma, non mancate in diretta su Box, On The Road, su YouTube.
Fuori secondi. Ha inizio la seconda ripresa. Fine della seconda ripresa, un applauso per entrambi i team. Ricordiamo Puccini e Elite, categoria 69 kg, oggi quasi, domani è semifinale e domenica le finali. Ringraziamo la Spirit Fight Club e i suoi sponsor per l'organizzazione dell'evento. Ricordiamo oggi, domani e domenica in diretta su Box on the Road, canale YouTube e domenica in diretta anche su Tele Nuovo. Fuori secondi. A inizio la terza ripresa.
iniziare. Invitiamo i pugni Corrado Frasca e Johan Seassi Cantò a prepararsi per il prossimo match. Ricordiamo che il vincitore di oggi tornerà alla semifinale domani. Vince ai punti angolo rosso, Salvatore Martino. Un applauso per entrambi i pugili. Vi ricordiamo domani pomeriggio dalle 12 alle 14 e dalle ore 16 l'inizio degli incontri. Prossimo match, Corrado Frasca, Speri Fight Club all'angolo rosso, all'angolo blu, Cantò Johan Sebastian della Cuba Box. Ricordiamo pugili, seconda serie. Un applauso per entrambi i pugili. Ricordiamo pugili giovanili di 18 anni. Vai Juan! Guarda che ieri Juan avevamo 62 di batterò tra un'ora. Batterò tra un'ora. Il match a livello del signor Dennis Caruti. Quello è l'obiettivo. Il maestro ha messo 20 euro. A inizio la prima ripresa. Vai Juan!
76 kg. Capito un attimo. Che cazzo? Infatti, ho visto che ho ritornato lo sguardo, è andato per terra di sotto e Fuori secondo. Vai Io! A inizio la seconda ripresa. l'ha sentito! Continua! A finire la seconda ripresa, un applauso per entrambi i punti, ricordiamo comando Frasca, Sperico che è all'angolo rosso e all'angolo blu Johan Sebastian Carbon, primo box, Vicenza. Vi ricordiamo oggi e domani diretta su Box on the Road, diretta Box on the Road, anche nel nuovo canale 117 del digitale terrestre. Ringraziamo il commissario di riunione Giambattista Spagnoli della Lombardia. Fuori secondi. Vai tutto adesso! Johan! Dai, non stiamo più. A inizio la terza e ultima ripresa. C'è la larga, dici quant'è?
categoria Youth 76 kg, all'angolo rosso, Monaco Frasca, Speri Martella, all'angolo blu, Johan Sebastian Cardò, primo box. Bravo Ioan! Vince ai punti, angolo blu, Johan Sebastian Cardò. Un applauso per i pugili. Premio ai pugili, signor Denis Caruti. Un applauso per questi ragazzi, pugili giovanissimi. Prossimo match, Michael Lase, Speri Martella, all'angolo rosso, all'angolo blu, Giovanni Mette, Mapuche Team. Il prossimo match è diretto dal signor Gianluca Centrofosso. All'angolo rosso, Michael Lase, Speri Martella. All'angolo blu, Giovanni Mette, Mapuche Team. Raccomandazione di diritto da parte dell'arbitro. I saluti di diritto per gli atleti. Basta provare una volta. A inizio la prima ripresa.
A fine la prima ripresa. All'angolo rosso Michael Lassen di Sperry Kleber. All'angolo blu Giovanni Medio, la Pucci Team. Ringraziamo la Sperry Vai che organizza interamente questa stagione di campionato, la Sperry Vai insieme ai suoi sponsor. Fuori secondi. A inizio la seconda ripresa. A fine la seconda ripresa, applauso per Draghi Pugli. Tenerlo distante, deve portarmi 4-5 colpi, deve uscire, deve imparare a fare anche la box, non sulla box. Io parlavo troppo adesso. Fuori secondi.
inizio la terza ripresa. Alla fine la terza e ultima ripresa, un applauso per entrambi i Pusi, ricordiamo Pusi giovanissimi, categoria Youth, 76 kg. All'angolo rosso, Michael Lase, Spirit Club, all'angolo blu, Johan Sebastian Canton, Puma Box di Centro, Mapuche Team, Giovanni Mene, Mapuche Team. Vince i punti angolo blu Giovanni Mede, Mapuche Team, un applauso per entrambi gli atleti giovanissimi. Premia l'Istituto Gianluca Cecafosso, premia gli atleti. Un applauso per il nostro
Nicolò Ottofaro. Prossimo match verrà diretto dal signor Marco Chiarelli. All'angolo rosso, amici della box Cami Center, Elia Quanton. All'angolo blu, Dalla Pucciatin, Tommaso Sturaro. Un applauso per entrambi i ragazzi della categoria junior 60 kg. Ricordiamo questi pugili si allenano insieme con la selezione regionale giovanile AOB. Ricordiamo 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Ha inizio la prima ripresa. A fine la prima ripresa, torniamo pugili giovanissimi, Elia Fantoni della box Cami Center Mestre, Tommaso Sturaro da Pucciatin. Fuori i secondi. Ricordiamo angolo rosso, Elia Fantoni, Cami Center della box.
Tommaso Sturaro, la fuggiatina d'angolo blu. A inizio la seconda ripresa. Fine seconda ripresa. Fuori secondi. A inizio la terza e ultima ripresa. Elia Fantò, angolo rosso, Tommaso Sturaro, angolo blu.
alla fine la terza e ultima impresa, un applauso per questi ragazzi, tutti giovanissimi, già molto bravi, ricordiamo che sono entrambi, fanno parte della selezione nazionale belga giovanile OB, pugili giovanissimi. Sì, questi, perché quelli li riporto. Vince i punti angolo blu Tommaso Sturaro, un applauso a entrambi i pugili giovanissimi e entrambi bravissimi. Vengono premiati dal signor Marco Chiarelli. Prossimo match, Alberto Rodriguez Diaz, Verified Club, Yonto Derica, Division Box. Il nostro Davide, che disinfetta le ring da un po' di match, Davide Ottofaro. Questo match sarà diretto dal signor Denis Caruti. La Borgorica, no, quello lì no. La Borgorica non sta. All'angolo rosso Alberto Rodriguez Diaz per il Pantema, all'angolo blu Jon Derica Division Box. I saluti di rito, raccomandazione da parte dell'arbitro, ecco qua. A inizio la prima ripresa.
A fine la prima ripresa. Fuori secondi. A inizio la seconda ripresa. A fine la seconda ripresa. Ricordiamo questi 3 giorni di campionati italiani elite fase regionale sono organizzati dalla Spelling Fight Club. Tanti match di campionato e tantissimi match fuori programma in diretta questi 2 giorni su Box on the Road su YouTube e domenica le finalissime sul canale 117 del nuovo sugli slide terrestri. Fuori secondi.
alla fine della terza e ultima ripresa. Un applauso per Alberto Rodriguez Diaz e Io Polerica. Un applauso a entrambi i pugili che verranno premiati dai signori Canuti. Attenzione, prego, vince i punti angolo rosso Alberto Rodriguez Diaz. Un applauso a entrambi i pugili. Il prossimo match sarà diretto dal signor Gianluca Cicafosso. Sì, ma non sono quelli. Ah, sono quelli sotto loro. Porto Rico. Me lo chiamano. Rientrano in blu ma non rientrano in rosso. Li avete di là da voi? Già è potente. Li avete di là? Questa però. Aspetta che vedi. Tanto manca ancora per Le giusto, vedo, Arbitro del match, signor Gianluca Cicafosso. E questo è il penultimo, dopo toccano loro. All'angolo rosso della Camarollo Academy Gianluca Lema. All'angolo blu della Mapuche Team Samuele Sarti. Un applauso per entrambi i pugili e vinti seconda serie, categoria 39 kg. Ricordiamo che l'ultimo match della serata, ricordiamo inoltre domani dalle 12 alle 14 in peso per le 16 vinti dei campionati italiani elite fase regionale Veneto. Non mancate. Ha inizio la prima ripresa.
A fine la prima ripresa. Fuori secondi. A inizio la seconda ripresa. A 1 minuto e 57 secondi la seconda ripresa vince per sospensione cautelare l'angolo rosso Gianluca Dema. Un applauso per entrambi gli atleti, complimenti a entrambi. Mentre ci apprestiamo ad annunciare l'ultimo match, ricordiamo che domani l'impegno sarà dalle 12 alle 14, inizio match ore 16.
I campionati sono organizzati interamente dalla Spirit Fight, ringraziamo la Spirit Fight e Enrico Speri e i suoi sponsor che hanno collaborato perché questo evento riuscisse. Ne approfittiamo del tempo per ringraziare i cronometristi Giada e Abramo Ferrari dell'Associazione Cronometristi di Verona, il commissario della Lombardia Giambattista Spagnoli, il medico Francesco Vallese, gli arbitri Dennis Gianluca, Gianluca Ceccafosso, Marcio Piorelli, il giudice Gian Antonio Canziano, la presidente del comitato dell'evento Patrizia Armini. L'ultimo mese al diretto del signor Marco Chiarelli, all'angolo rosso dalla Carolo Academy Renato Pirrone, all'angolo blu dalla Cuba Box Enrico Manfron. Un applauso per entrambi i pugili, Elite seconda serie 80 kg. È l'ultimo match. Davide! Siamo a posto? E ringraziamo il nostro Davide Ottofaro che ha significato per questi incontri in ring. Noi quando vestito come altre Poi, guarda Giulio! Quando si lamenta perché non rientra via compagnia. A inizio la prima ripresa. Dai Renato! Devi sapere.
a fine della prima ripresa. Ricordiamo Renato Pierone, Carolo Academy del rosso, Enrico Macron, Cuba Box angolo blu. Ricordiamo questi match, quelli domani saranno in diretta su Box on the Road su YouTube. Io poi ho portato domani. Ma via il puso via là sta quando quella della Spagna fa io ma io scambiare non fa così non fa di secondi ma io scambiare Fuori secondi. su di quelli no uno che fa uno che Vai Henry! Non attaccarti a lui! All'inizio della seconda ripresa. fermo muito sente giunto Cuba, palla piana, Villano. Stesso orario, ti va in contrario, Regala l'orologio per il numero di quella non lo so A fine della seconda ripresa. Senti, ti sono con i nostri andati a scaricare. C'è più del normale. Fuori secondi.
A inizio la terza e ultima ripresa. Vai Renato! Vai, 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 vai! Vai Renato! Vai, vai! Vai, vai! A finire la terza e ultima ripresa, un applauso per un grande pugile sul Pomeci questa sera, ma domani vi ricordiamo che la Steri fa il club per il secondo giorno di campionato, peso ufficiale del 12 al 14 tutti i combattimenti alle ore 16. Saranno incontri di campionato e tanti fuori programma, non mancate, in diretta su Box on the Road. Vince i punti angolo rosso. Renato Pedrone, un applauso anche per Manfro Enrico. Vai no! Vabbè, ciao! Che cambiare con lui?
non devi girarlo. Era basso. Te avvicinavi todo, te gustavo con el destro. No me cortaba hoy bien. Me falta casi mucho. Ay, no, daba todo. Cuando se te mete, lo tiraste igual corte y conmigo. ¿Qué pasa? Diego, si no, te lo vieron. Es como si te tienes.